Se avete aperto questo video, più o meno qualcosa sapete dell'argomento, ovvero un utente su Facebook ha creato per il 20 settembre un evento per radunare quante più persone possibili per entrare dentro l'area 51 e l'evento si chiama Storm Area 51 They Can't Stop All of Us. Questo evento è nato per scherzo, come ha detto lo stesso autore, che non si assume nessuna responsabilità di quelli che effettivamente si andranno a palesare davanti alla 51 il 20 settembre e nemmeno lui si sarebbe aspettato così tante adesioni. La maggior parte delle persone che ha aderito a questo scherzo ovviamente lo fa per meme. Perché comunque ha riscosso così tanto successo questo meme? Secondo me comunque ci sono due elementi che l'hanno fatto diventare un meme così importante. Uno, perché è una cosa che fa ridere pensare un milione di persone che entra dentro l'area 51 correndo contro i proiettili e schivandoli, e la seconda è perché la gente è curiosa e tutti, come anche io, come voi, probabilmente se state vedendo questo video, sono curiosi di sapere cosa ci sarà mai dentro l'area 51, perché lo tengono così segreto, perché è così impenetrabile, così inarrivabile quello che ci sta dentro. Vorrei sapere cosa ci sta, che loro sanno, io non so, ed è una cosa tipica dell'essere umano, la curiosità. Quindi questi due fattori l'hanno fatto diventare un meme così grande. Adesso prendiamo la possibilità che mettiamo 1000 persone si presentino davanti l'area 51 il 20 settembre. Di quelle 1000 persone, secondo voi, tutti vorrebbero effettivamente, vista la base, entrare e forzare il blocco, oppure alcuni di loro sarebbero comunque spaventati da vedere i cartelli? Cioè, un conto è dirlo su internet, un conto è farlo dal vivo, un po' come dire anche io avrei, se sarei andato in guerra, avrei preso un fucile, sparato alla gente, sono tanto bravo io su Call of Duty. Però un altro conto è andare effettivamente in guerra e vedere la guerra con i propri occhi. La stessa cosa potrebbe anche riguardare questo, ma anche io scavalcherei le reti, io correrei contro i militari con il cartello. No, tu probabilmente ti cagheresti in mano e staresti in disparte a vedere comunque cosa succede, diciamo. Quindi secondo me soltanto quelli, diciamo, più motivati, oppure quelli con l'indole più da temerari, diciamo, tra virgolette, perché alla fine è una cosa stupida, e andrebbero comunque incontro, secondo me, a cercare di scavalcare le reti, perché comunque esistono quel genere di persone, le abbiamo viste in tutti i periodi storici, tipo il 68, tipo manifestazioni come anche Gilet Gialli, ci sono sempre quelle, le teste calde, direi io. E cosa succederebbe secondo voi in governo vedendo queste persone che entrano dentro l'area 51? Visto che sono così tanti, magari non le fermerebbe tutti, li sparerebbe contro tutti, li ucciderebbe tutti? E secondo me nessuna delle due, perché allora, il primo, non possono permettere che la gente giri per conto suo nell'area 51, perché ovviamente essendo un'area riservata tu non puoi permettere che se a buffo la gente ha voglia di entrarci, si organizza in tante persone ed entrano. Quindi probabilmente fa qualcosa, e quel qualcosa non è ammazzare persone, perché ammazzare queste tante persone non è conveniente per l'opinione pubblica. Quindi la cosa anche più probabile, quello che è anche successo con l'area 51, visto che non è stato mai ucciso nessuno per aver forzato l'area 51, ma è stato multato, multe da $600 a quanto si legge dalla tipica Wikipedia. E in più ti si presentano anche agenti dell'FBI per capire se hai per fatto scattato foto e rubato informazioni, roba del genere. Quindi probabilmente verrebbero presi accerchiati magari con dei fumogeni, storditi e poi catturati uno a uno. Magari proprio al massimo potrebbe essere ucciso qualcuno per degli incidenti, se proprio c'è una disobbedienza totale, come è successo con i Gilet Gialli, che qualcuno è stato ucciso, chi è stato investito di civili innocenti, chi è stato magari ferito troppo per la di gomma, però comunque la maggior parte della gente, se succedesse questa cosa qua, comunque verrebbe arrestata, verrebbe multata e rispedita a casa, niente di così drastico. Però se mettiamo tutte le ipotesi e vediamo tipo 1 milione di persone che entra dentro, forza il blocco e non riescono a restare tutti, ed entrano dentro la base, cosa troverebbero? Allora, su cosa c'è dentro l'area 51 ci speculano tutti, diciamo, ci mangiano programmi complottistici, programmi ufologi e tutta quella roba varia che comunque mangia sulla curiosità della gente per ignoto, insomma, perché a tutti piacerebbe pensare che lì dentro ci siano gli alieni
e ci sia qualche tecnologia come la macchina del tempo, qualcosa del genere, così tanto strabiliante che ci appassiona fin da bambini con la fantascienza e roba del genere. Però secondo me se si applica il rasoio di Occam bisogna comunque pensare alle cose più concrete che potrebbero essere là dentro. E la cosa più concreta sono aerei sperimentali, perché in quell'area che è specializzata sulla costruzione e la sperimentazione di veicoli molto avanzati per militari, come è successo con gli aerei spia U-2, gli aerei spia SR-71, il F-117 Stealth, sono comunque precedenti di aerei molto tecnologici che comunque hanno hanno tutta la voglia di tenere segreti, e come sono stati prodotti questi aerei, probabilmente adesso si sta creando qualche aereo oppure è in fase di progettazione qualche velivolo che non hanno voglia e fanno anche bene di divulgare al pubblico, ma non perché sarebbe sconvolgente o roba del genere, ma perché ovviamente sono segreti militari e ci va di mezzo la sicurezza nazionale. E certi dicono che ci sia il programma Aurora, che dovrebbe essere un aerospia e drone che va a velocità anche superiori al Blackbird e con proprietà stealth ancora superiori. Quindi niente di così tanto esorbitante, magari potrebbe cambiare il sistema di propulsione di questo aereo. Ci sono magari sistemi molto avanzati, però non fantascientifici come una macchina del tempo oppure UFO o alieni internati dentro la base. Quindi pensiamo sempre alle ipotesi più probabili, non quelle più improbabili, perché non ha senso, se no a sto punto potremmo inventarci misteri su qualunque cagata. Basta pensare comunque che anche noi in Italia noi non sappiamo dove erano messe le bombe atomiche, oppure lo sappiamo in parte, e non sappiamo nemmeno adesso con certezza se sono ancora presenti le bombe atomiche americane. E quindi se c'è qualcosa che la sicurezza nazionale lo richiede e il segreto militare pure, state certi che non deve essere informato il pubblico perché non è conveniente. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, ditemi secondo voi cosa contiene l'Area 51. Ci vediamo al prossimo video, se avete voglia che vi spieghi perché secondo me non è probabile che ci siano dentro gli alieni e non è probabile che mai degli alieni siano arrivati sulla Terra, potrei farci un video a parte dove spiego. Comunque, tanto non bene è tutto, passo e chiudo.